È tornata a scuola la bimba di Varese salvata al Gaslini di Genova. L'ospedale ha attuato un intervento di autotrapianto polmonare mai eseguito prima, dopo che 6 centri avevano rifiutato il trapianto. Neppure io ti condanno è il tema della 24 ore per il Signore, l'iniziativa che si apre domani con la celebrazione penitenziale. Il perdono, ha spiegato Monsignor Fisichella, è il segno dell'amore. Amore non vuol dire assenza di regole. A San Siro di Santa Margherita Ligure il Vescovo invita a ritrovare una disciplina interiore che tenga conto dei comandamenti di Dio. Manca poco all'apertura dei nuovi spazi residenziali dell'Anfas Tigullio Est. L'associazione è in attesa del via libera da parte della Regione. Oggi intanto i ragazzi accolti dal sindaco di Chiavari. 100 partecipanti al concorso letterario promosso dalla Federazione Medici di Medicina Generale per i 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale. A Sesti Levante la cerimonia di premiazione. Buongiorno a tutti, torniamo in apertura sulla storia della bambina di Varese salvata da morte certa all'ospedale Gaslini di Genova. I medici hanno dovuto inventare una strategia terapeutica innovativa per dare una possibilità alla bimba, riuscendo nell'impresa. Siamo riusciti ad intervistare i medici responsabili, sentiamo. Un polmone, quello destro, privo di arteria per un'assenza congenita e un cuore affaticato perché è chiamato a pompare sangue soltanto al polmone sinistro. È questo il quadro con il quale la bimba, 10 anni di Varese, è arrivata al Gaslini. Le condizioni, già disperate, si sono aggravate per un arresto cardiaco. La piccola è sopravvissuta grazie all'ECMO, un apparecchio che per 75 giorni ha sostituito cuore e polmoni. Per la bimba non c'era più niente da fare. Un eventuale trapianto era stato rifiutato, per le sue condizioni di fragilità, da almeno 6 centri italiani ed europei. L'equipe del Gaslini dunque ha tentato una via innovativa, non scritta nella letteratura scientifica, l'autotrapianto polmonare, il primo tentativo al mondo. Di prendere del tessuto dalla sua arteria polmonare sinistra e dal tronco dell'arteria polmonare che erano molto dilatati, abbiamo preso quindi un lembo di questo tessuto e l'abbiamo utilizzato per costruire un nuovo ramo polmonare destro che non c'era proprio per assenza congenita. Abbiamo utilizzato in pratica questo cilindro per connettere il tronco polmonare all'ilo, quindi al flusso polmonare del polmone escluso, creando in pratica un nuovo ramo polmonare. Quello che è stato anche per noi una sorpresa estremamente positiva, era la nostra ipotesi di lavoro ma tutt'altro che scontata, è stata di vedere che effettivamente siamo riusciti a perfondere perfettamente questo polmone che ha ripreso a funzionare, a scambiare quindi come normalmente avviene i gas e soprattutto ad accettare sangue. Come sta Gaia? Ora Gaia sta bene e grazie a questi interventi che sono stati fatti in ECMO e che hanno consentito di recuperare il polmone di destra e di recuperare la funzione del cuore, ha una prospettiva di vita assolutamente soddisfacente, è tornata a casa, adesso sta iniziando ad andare a scuola. Cambiamo tema, è giunta alla 6ª edizione l'iniziativa delle 24 ore per il Signore che è stata lanciata dal Papa a inizio pontificato. Da venerdì pomeriggio in tutto il mondo le chiese rimarranno aperte per la celebrazione penitenziale. Il tema scelto quest'anno è tratto dal Vangelo di Giovanni, neppure io ti condanno. Sentiamo. C'è bisogno sempre di perdono, perché il perdono è il segno dell'amore. Se non avessimo la dimensione del perdono significherebbe che in qualche modo viene anche meno la dimensione dell'amore, perché nessuno di noi è perfetto e ognuno di noi sa che alla fine ha bisogno di essere perdonato e di diventare a sua volta strumento di perdono per gli altri. Ma il perdono è il culmine dell'amore. Quando si ama non solo si prendono le colpe su di sé, ma si è anche disposti a fare in modo tale che la persona amata possa di nuovo riprendere una vita di comunione, di relazione piena, perfetta. Dall'altra parte 24 ore per il Signore ci sta a testimoniare proprio questo. In tante parti del mondo ci arrivano le adesioni a questa iniziativa, l'ultima da Kinshasa, ma viene dalla Malesia, dall'Australia, dall'America Latina, dal Messico, in Europa, non solo nelle carceri, anche negli ospedali si faranno 24 ore per il Signore. Quindi direi che è una dimensione che si estende, si allarga a macchia d'olio
proprio per andare incontro a quello che è. La misericordia non ha confini e non conosce limiti. Veniamo dunque nella nostra diocesi, nella cattedrale di Chiavari. Le 24 ore per il Signore si apriranno domani, venerdì alle ore 18, con la messa presieduta dal vicario generale della diocesi, Don Stefano Mazzini. A seguire l'esposizione dell'Eucaristia e l'inizio del tempo per l'adorazione e le confessioni. Dalle 21 alle 22 ci sarà anche un momento di preghiera e di ascolto. Sabato l'Eucaristia sarà esposta dalle 7 e sino alle 18 i sacerdoti saranno a disposizione proprio per le confessioni. L'unica messa che sarà celebrata è quella del mattino delle 9:30. Terminate le 24 ore, alle 18 ci sarà la messa prefestiva della quarta domenica di Quaresima. Telepace trasmetterà in diretta le 24 ore per il Signore dalla cattedrale e basterà accendere su Telepace 4 al canale 218. E prosegue la visita pastorale del Vescovo nelle comunità di Portofino, Santa Margherita Ligure e San Michele di Pagana. Tra i momenti di incontro oggi torniamo sulla messa celebrata da Monsignor Tanasini nella chiesa San Margheritese di San Siro. Un invito a ritrovare una disciplina interiore è stato espresso dal Vescovo durante la messa a San Siro in occasione della visita pastorale. Monsignor Tanasini ha spiegato che Gesù non ha voluto abolire l'antica legge di Mosè, quella data da Dio agli Israeliti, anzi l'ha portata a compimento. La legge va dunque intesa come un cammino verso la perfezione che dice agli uomini di oggi: tutti siamo chiamati a pienezza nella propria crescita umana. La legge infatti non vuole schiacciare l'uomo, piuttosto vuole esprimere le capacità profonde del suo cuore. Ogni tentazione di legalismo, cioè di fermarci alla legge, non può essere cristiana. Noi vogliamo vivere la pienezza e allora ascoltiamo il Vangelo e scopriamo la vera realtà che ci fa crescere secondo il progetto di Dio su di noi. Gesù, ricorda poi il Vescovo, ci dà un comandamento nuovo, l'amore. Monsignor Tanasini mette però in guardia: amore non vuol dire assenza di regole. Viviamo un tempo in cui noi pensiamo di non avere più bisogno di leggi, pur credendo e affermando l'amore, tutto diventi lecito. A questo atteggiamento aveva già risposto l'Apostolo Paolo. Se da una parte la legge che ci guida è la legge dell'amore, dall'altro però non è un amore libertino, cioè senza contenuti, senza leggi, senza regole. Ecco dunque l'invito: l'amore esige una disciplina interiore che non può esulare dai comandamenti di Dio. Non dimentichiamo, proprio in questo tempo di sregolatezza, che invece è necessario un cammino serio, segnato dei comandamenti riassunti dal comandamento dell'amore. Andiamo sul nostro sito teleradiopace.com, dove potete trovare tutti i dettagli di un'iniziativa della CEI. Chi partecipa fa vincere gli altri è lo slogan che promuove il concorso per le parrocchie Tutti per Tutti. È promosso appunto dalla CEI a livello nazionale. Ogni parrocchia potrà parteciparvi iscrivendosi online sul sito www.tuttipertutti.it, creando un gruppo di lavoro, ideando un progetto di solidarietà e organizzando un incontro formativo per promuovere il sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Le iscrizioni saranno aperte sino al 31 maggio, mentre la proclamazione dei vincitori avverrà il 30 giugno. 10 i premi, compresi tra i 1.000 e i 15.000 euro, che saranno assegnati ai 10 progetti di solidarietà considerati più meritevoli. Cambiamo argomento. Oggi in tutta Italia si svolge l'Open Day delle strutture ANFAS. Porte aperte all'inclusione sociale, il tema della giornata, durante la quale tutte le strutture associative, sono circa 1.000 in tutta Italia, in cui ANFAS da 61 anni si prende cura e carico di oltre 30.000 persone con disabilità e naturalmente i loro familiari, organizzeranno varie iniziative volte a diffondere la cultura dell'inclusione sociale, delle pari opportunità, della non discriminazione e del diritto di decidere. Porte aperte naturalmente anche a Chiavari e a Rapallo Villa Gimelli. Nei giorni scorsi siamo stati ospiti della sede dell'ANFAS Tigullio Est e abbiamo visitato in anteprima gli spazi della nuova struttura residenziale realizzata all'ultimo piano dell'edificio di via San Francesco. Manca davvero poco all'apertura, vediamo. Noi siamo pronti, i ragazzi di casetta sono qui, non vedono l'ora di avere una casa più luminosa, più consona,
ma stiamo aspettando. Tutto è pronto, manca solo un'autorizzazione e presto i ragazzi e le ragazze dell'Anfas Tiguglio Est potranno entrare nei nuovi spazi realizzati all'ultimo piano dell'edificio di via San Francesco a Chiavari. La struttura comprende 2 appartamenti del Dopo di Noi e un'ampia area residenziale con 8 camere da 2 letti, l'area mensa e quella ricreativa. Spazi luminosi e accoglienti che aspettano solo di essere inaugurati e vissuti. Fortunatamente noi abbiamo finito. Ahimè, la Regione non ci aspetta a darci l'autorizzazione in quanto dice hanno molte pratiche sospese. Nell'attesa non si ferma la gara di solidarietà che in questi anni ha visto tante persone spendersi per aiutare l'associazione a fare fronte alle spese che sono state necessarie per la realizzazione della nuova struttura. Domenica a questo proposito è in programma a Cavi di Lavagna una festa di primavera ospitata alle 18 al Sollevante Beach Club. E come hanno fatto i soci del Rotary Club Chiavari Tiguglio, che anche insieme agli studenti del Marconi del Pino hanno organizzato diverse manifestazioni per raccogliere fondi. Abbiamo fatto prima uno spettacolo con Nappo, un concerto al Teatro Cantero, poi purtroppo è venuto a mancare per noi il Teatro Cantero, quindi abbiamo dovuto fare 2 spettacoli che abbiamo intitolati I ragazzi per i ragazzi, perché sono i ragazzi del liceo del Pino Marcone che hanno messo su questo spettacolo bellissimo. Uno spettacolo è fatto all'Auditorium a Chiavari e l'altro al Teatro di Sestri. Alla raccolta del Rotary si è unita anche la Proloco di Levi, che insieme hanno permesso di raggiungere e consegnare la cifra di 30.000 euro che sarà utilizzata per coprire la spesa che è stata necessaria per installare il nuovo ascensore a servizio anche del terzo piano. Sabato la consegna delle buste. Abbiamo scelto di sostenere questa iniziativa che era indispensabile, perché in una struttura di questo genere un ascensore, una struttura di 3 piani, un ascensore era necessario per poter usufruirne in modo adeguato. Un aiuto che continuerà comunque nel tempo? Speriamo di sì, adesso dipende dalle nostre forze, dalle finanze che avremo. Adesso avevamo un po' di soldi in cassa e abbiamo deciso di devolverli all'Anfas. E questa mattina i ragazzi dell'Anfas di Chiavari sono stati ricevuti dal sindaco, una quarantina di ospiti che si sono seduti tra i banchi del Consiglio Comunale. E qui vedete le immagini, hanno letto alcuni passaggi legati al tema dell'inclusione sociale e della cultura della disabilità basata sui diritti umani. Insieme al sindaco c'era anche l'assessore ai servizi sociali del comune, Fiammetta Maggio. I ragazzi hanno donato al primo cittadino un sacchetto con le arance raccolte dagli alberi che crescono nel giardino della sede. L'incontro si è concluso con una foto di gruppo al centro della sala del Consiglio Comunale. Ultime tappe del progetto europeo Erasmus Plus per studenti e docenti dell'Istituto Natta De Ambrosis di Sestri Levante. Nei giorni scorsi la delegazione sestrese si è recata a Ljubljana, in Slovenia, ospite di un istituto superiore. Oltre al paese ospitante e all'Italia partecipano rappresentanti di Belgio, Grecia, Portogallo e Svezia. Al centro delle giornate di studio e di confronto le storie dei naviganti di ieri e di oggi, di chi un tempo solcava il mare a chi nell'epoca moderna intraprende l'avventura spaziale. Proprio dalle novità del settore aerospaziale sono arrivate le occasioni più interessanti di approfondimento per gli studenti. Il prossimo appuntamento Erasmus sarà la presentazione a fine aprile al Parlamento europeo dell'opera d'arte coprodotta da tutte le scuole partecipanti assieme ad artisti locali. E infine a maggio la conclusione in Grecia. I docenti delle 6 scuole partner del progetto svolgeranno lezioni in vari istituti scolastici di Alexandropolis. La seconda A della scuola Ilaria Alpi dell'Istituto Comprensivo Chiavari 2 si è classificata al primo posto nel concorso grafico Acqua per la vita e tutela dell'ambiente, promosso dai Lions e che ha coinvolto 557 alunni provenienti dalle scuole della provincia di Genova e di Alessandria. Ai ragazzi è andato un premio di 1.000 euro da utilizzare per l'acquisto di materiale didattico. Il Servizio Sanitario Nazionale ha compiuto 40 anni. Per celebrare questo traguardo, la Federazione dei Medici di Medicina Generale, la sezione di Genova, ha promosso un concorso letterario a cui hanno partecipato 100 persone. La premiazione si è svolta a Sestri Levante. Sentiamo.
Un concorso letterario per celebrare i 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale è quello che ha promosso e realizzato la sezione provinciale di Genova della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, in collaborazione con il Comune di Seste Levante, la Fondazione Mediaterraneo e l'Associazione Camelot. La scelta del tema proposto ai concorrenti è stato articolo 32 della Costituzione italiana, per sottolineare l'importanza di questa parte della Carta Costituzionale, che sancisce il diritto alla salute per tutti i cittadini, alla quale non sempre, soprattutto negli ultimi tempi, viene prestata la corretta attenzione. Lo scopo era quello di sensibilizzare la gente al fatto che, in coincidenza col quarantennale dell'istituzione della 833, quindi perché è stata fatta, come ricorderà, nel 78, a dicembre dell'anno scorso ricorrevano i 40 anni, e noi abbiamo pensato di dare un significato a questo quarantennio non soltanto di ricordo, ma soprattutto abbiamo voluto sottolineare l'importanza del sistema sanitario pubblico. Un centinaio di partecipanti che hanno inviato le proprie opere letterarie da tutta Italia. 2 le categorie in cui sono stati suddivisi: medici e cittadini e utenti. Premiate le 3 migliori composizioni per ciascuna. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta all'auditorium dell'ex convento dell'Annunziata di Seste Levante. Il concorso era aperto a medici e a cittadini utenti, quindi c'erano 2 categorie, abbiamo premiato 3 medici e 3 cittadini, e poi sono state selezionate dalla commissione altri 14 o 15, e facendo poi una raccolta abbiamo stampato un volumetto. Questa sera, in una nuova puntata di Sana Sanità, Giancarlo Mordini intervisterà Andrea Stimamiglio, che è il segretario generale della Federazione dei Medici di Famiglia. L'appuntamento, come sempre, alle 21:10 su Telepace 1. Adesso spazio all'economia, come di consueto il giovedì. Oggi ricordiamo alcuni punti importanti relativi alle fatture elettroniche e alle modalità di presentazione del modello EAS che riguarda gli enti associativi. La scheda della settimana. Chi ha la partita IVA deve fare particolare attenzione prima di trasmettere via web le fatture elettroniche, poiché dopo l'invio al sistema di interscambio non potranno più essere modificate, potranno essere rettificate soltanto con l'emissione di una nota di accredito. Anche gli enti non commerciali e i condomini, che non hanno partita IVA, potranno consultare le fatture elettroniche degli acquisti fatti transitate dal sistema di interscambio. Occorre accedere al portale Fatture e corrispettivi, sezione assistenza online novità. Per farlo bisogna entrare nell'area riservata dei siti di assistenza Entratel e Fisconline, con le credenziali dei 2 portali o, in alternativa, con l'identità digitale SPID o carta nazionale dei servizi. Scegliendo l'utenza di lavoro che corrisponde al proprio codice fiscale, si arriva alla pagina La mia scrivania. Dopo aver visto e accettato l'informativa privacy, si potrà visualizzare la schermata Le tue fatture, che permette la consultazione di tutti i documenti elettronici ricevuti in qualità di cliente entro un determinato intervallo temporale. Scade il prossimo 1 aprile il termine per presentare il modello EAS da parte degli enti associativi che durante il 2018 hanno subito quelle variazioni che devono essere obbligatoriamente comunicate. Il modello è fondamentale per poter ottenere alcune agevolazioni fiscali. Il modello non va inviato per variazioni riguardanti i dati relativi all'ente, come sede legale o denominazione, oppure i dati anagrafici del legale rappresentante, poiché sono già oggetto di presentazione obbligatoria. E non sono neppure da comunicare le variazioni degli associati, degli introiti commerciali, delle erogazioni liberali, dei proventi da sponsorizzazioni e del numero dei giorni di raccolta fondi. Ora la rassegna stampa con i titoli dei quotidiani in edicola quest'oggi, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola Rotte più umane, il Papa è ingiusto bloccare le organizzazioni non governative, inchiesta per il sequestro sul caso Sea-Watch, migranti dirottano un mercantile che li riportava in Libia dopo il naufragio, Papa Francesco parla di Open Arms, può ripartire la Mare Ionio e Salvini dice però ancora nessuno sbarcherà. Dramma della Brexit, Theresa May, approvate l'intesa con l'Unione Europea e mi dimetterò. La fotonotizia al centro di Avvenire, l'appello dei medici, in 6 anni 1500 vittime nei campi, fermiamo la strage di braccianti schiavi. L'editoriale firmato da Antonio Maria Mira, l'altra e silenziosa strage del caporalato, grande e letale irregolarità.
L'ok al reddito e quota 100, via libera definitivo al decretone e polemica invece sulle previsioni di Confindustria, l'allarme per la crescita zero. Sovraffollamento delle carceri e suicidi in cella, torna l'emergenza, il sovraffollamento delle carceri è al 129%, lo denuncia il garante nazionale dei detenuti. Secolo XIX che titola l'Italia ha smesso di crescere, slitta la manovra del governo, il vice premier leghista dice siete dei gufi, Di Maio siamo preoccupati, solo l'export ci può aiutare, Confindustria riduce le stime del PIL, tra le aziende liguri torna il pessimismo. Il commento di Stefano Lepri, l'incertezza sulle tasse frena l'economia. Il voto al Senato, la legittima difesa oggi diventa legge, i penalisti sono già in allarme. E poi gli stadi da rifare, nei tempi del tifo business fa ancora i conti con le emozioni grandi, di grande gioia. Dal Gaslini di Genova un intervento mai visto ridona la vita a Gaia per un autotrapianto di polmone. Migranti di rotta non mercantile, Malta e Italia schierano le navi e poi sulla mia pelle Dogman le vittorie più nere appunto al David di Donatello che è stato assegnato ieri sera. E poi ancora dal nostro territorio raffica di furti nelle seconde case, caccia ai ladri in Val Fontana Buona e invece tour operator italiani e stranieri a 3 giorni del turismo in Riviera, vediamo nella pagina del Levante, Discovery Italy, tour operator italiani e stranieri in Riviera, Sesti Levante ospita il workshop importato dalla Svizzera, da oggi coinvolti i comuni del Tigullio orientale, quest'oggi con Chiavari e poi sabato anche Deiva Marina e Moneglia pronte a farsi esplorare. Sempre dal secolo XIX, parlando di campagna elettorale, Bertani lancia la sua sfida per la Val Graveglia, l'ex sindaco è pronto a riprendersi la fascia tricolore, nel programma la rinascita dell'acqua Santa Rita, cooperative e nuove energie. A questo punto la linea passa a Genova per ascoltare i principali argomenti del settimanale Il Cittadino. Dal lavoro alla dignità è il titolo che apre il Cittadino di questa settimana, celebrata dal cardinale arcivescovo la Santa Messa in cattedrale nella solennità di San Giuseppe. Se i lavori possono cambiare, il lavorare deve essere stabile. L'omelia integrale nelle pagine interne. Taglio basso in prima pagina l'appuntamento 24 ore per il Signore che a livello diocesano si svolgerà venerdì 29 e sabato 30 marzo nella chiesa di Santa Marta. Attenzione ai giovani con l'esortazione apostolica post-sinodale firmata da Papa Francesco a Loreto e che verrà presentata prossimamente. E poi un convegno in diocesi a loro dedicato il prossimo 6 aprile alle ore 9 al Quadrivium, organizzato dalla Vita Consacrata. Di spalla il richiamo alla giornata della solidarietà che si celebra in tutte le parrocchie della diocesi domenica 7 aprile e i prossimi appuntamenti per i catechisti, in particolare domenica 31 marzo, i laboratori formativi in diverse zone della diocesi. Tutte le altre notizie all'interno del giornale sul nostro sito www.ilcittadino.ge.it. C'è Andrea Capitani in redazione con gli ultimi aggiornamenti, a te la linea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Diamo un aggiornamento, andiamo a Cogoleto perché dopo 3 giorni di lotta contro il fuoco e con oltre 80 ettari di superficie di bosco, pascolo e macchia mediterranea andata in fumo, è in miglioramento la situazione sulle alture. Al momento è sparito il fronte di fiamma, permangono solo alcuni focolai e fumaioli. Sul posto sono presenti l'elicottero regionale che sta sorvolando la zona e a terra gli addetti dei vigili del fuoco e i volontari antincendio boschivo che stanno effettuando la bonifica separando l'area bruciata dalla parte non contaminata dal fuoco. Arriveranno ulteriori risorse umane nel pomeriggio e che continuerà l'opera di messa in sicurezza per tutto il giorno. Si valuterà poi la necessità di un presidio notturno. La popolazione è rientrata nelle case, le condizioni al momento del vento non destano particolari preoccupazioni. Il Dipartimento Antincendio di Regione Liguria ricorda che è ancora attivo lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e che è vietato bruciare residui vegetali e fare uso di fuoco per smaltirli. Dalla redazione è tutta. Bene, grazie. Noi concludiamo con una notizia dall'ANSA della Liguria. Al via la discesa della quinta parte dell'impalcato del ponte Morandi. Dopo una notte di lavoro alle 9:31 è cominciata la discesa della quinta parte dell'impalcato del Moncone Ovest. Lo rende noto la struttura commissariale. Si tratta di quella parte di carreggiata compresa tra la quarta e terza pila. In serata l'impalcato arriverà a terra. La discesa era stata programmata per lunedì scorso, ma il vento l'aveva impedita. È tutto, ci ritroviamo questa sera alle 19:15 con Tiguglio Oggi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.